Amici di Diretta Sport, ancora in diretta dal Comunale di Carloforte per assistere alla 15ª giornata del campionato di promozione girone A tra Carloforte, la squadra padrona di casa allenata da mister Massimiliano Comparetti, e il Barisardo, formazione ospite allenata da Michele Cannas. Ancora Bodano, lancio lungo controllato dalla difesa del Barisardo, poi arriva alla conclusione dalla distanza di Ackenza con il sinistro, palla che termina sul fondo dell'ex centrocampista di La Palma e Cosmoto Monastiri, il sinistro di Bodano dalla distanza, pallone sul fondo. Recano, Pancotto, Lazzaro, Sanna, Jesu e Arrais in aria, parte Bodano, pallone che gira, Sanna di testa, da pochi passi sbaglia Lazzaro, lancio lungo di Bodano per Sanna. Sanna arriva sul pallone, il controllo col destro 1 contro 1 contro il numero 6 Fanni, scarica all'indietro Diop di prima intenzione e c'è la deviazione, il gol del Carloforte con il numero 7 Jesu. Pancotto, serve Grosso, ancora il capitano, poi Bodano, sbaglia tutto Bodano, mette il pallone sui piedi del numero 9 Magari, clamorosa verso Magari, il controllo, rientra col sinistro il cross, pallone prolungato da Recano, c'è la conclusione, la ribattuta e ancora il miracolo di Grosso sulla doppia conclusione dei giocatori del Barisardo, l'ultima del numero 11 Semmino. Adesso il controllo di Ackenza, è lui che sviluppa la corsa, palla per la sovrapposizione del numero 3 Arrais, ancora Arrais, pallone messo dentro, c'è la deviazione del numero 6 Fanni, rilancio lungo, Ackenza di testa prolunga per Sanna che va all'interno dell'area di rigore, ancora Sanna con la sinistro, palla che sfiora il palo, Donnola dentro per la conclusione di Sanna, c'è il miracolo ancora di Murru per evitare le ripartenze, parte Bodano, palla giocata a raso terra, la conclusione di Lazzaro sul fondo, parte ancora Bodano, palla per Lazzaro di testa, Murru non ha nessuna difficoltà, parte Recano col sinistro, pallone che gira, allontanato ancora dalla difesa del Barisardo, poi la palla rimane là, Ackenza al limite della di rigore, prova il sinistro, palla deviata, Lazzaro il destro, palla che termina sul fondo, un po' sparito Bodano, adesso la palla è buona per il numero 17 Todde all'interno della di rigore, ancora Todde, si ferma la conclusione, il gol, il pareggio del Barisardo con Todde che ci ha creduto sino alla fine, ha pareggiato le sorti dell'incontro Todde, adesso lancio lungo ancora per Todde che supera tutti, ancora Todde a tu per tu con l'estremo difensore Grosso, libera Pancotto lungo nella zona di Boi, stacca invece Arrais che prolunga però verso Pirodi, si accentra ancora Pirodi, poi cerca il fondo, cerca di eludere l'intervento di Jesu, palla all'indietro Todde, palla deviata, poi arriva la conclusione, la traversa colpita, ancora Lazzaro, può provare il destro, palla che gira, la sicurezza di Murru, il controllo ancora di Bodano con la sinistro, palla morbida per Ackenza, bellissima la palla di Bodano, Ackenza la conclusione, ancora Murru, adesso lancio lungo ancora per Todde che scatta prima di tutti, c'è il contatto con Recano, c'è il rosso ai danni di Recano, palla giocata lunga, arriva Sanna in anticipo su Fanni, Sanna recupera il pallone, scarica per Bodano, ancora Bodano il destro, il gol di Bodano per il 2-1 del Carloforte, Carloforte in 10 uomini in ripartenza in contropiede, supera la difesa del Barisardo, palla nella zona di Ferreri, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara. Termina qui la partita tra Carloforte e Barisardo con il risultato di 2-1 in favore della formazione padrona di casa.